Noi al sud non parliamo. E io una volta alla stazione di Milano ho sentito l'altoparlante che diceva il treno proveniente da Brescia viaggia con 5 minuti di ritardo. E tutti, la madonna, e stavano smontando la stazione. A Palermo per cose peggiori niente. Una volta alla stazione di Palermo l'ho sentito con le mie orecchie, l'altoparlante che diceva il treno proveniente da Cefalù un passa, non ne potremo avere perciò te ne fottano altri. Senza neanche parlare. Non protestiamo. E allora io mi aggancio all'aereo, che l'aereo è il mezzo più comodo, perché è veloce, l'aereo è comodissimo, l'aereo è il mezzo più comodo, parte alle 5, parte alle 8 da Palermo e alle 9 a Roma, è comodissimo, da Catania partirà magari pure alle 8 in un'ora, è veloce, l'aereo è comodissimo, è il mezzo più comodo, parte alle 8 da Palermo alle 9 a Roma, parte alle 8, è comodissimo, e tassu alle 5 di mattina. Ora dico io, qual è la comodità? Che arriva all'aeroporto che si è rincoglionito con l'occhio a pampanetta. Arriva dice, che cos'è l'aeroporto? C'è sì, devi fare il check-in 2 ore prima, se no si fottono posto. Allora tu fai il check-in, aspetti con ansia 2 ore, che ti chiamano il volo, infatti tu all'aeroporto ti trovi tutte assettate, non so che hanno a fare, tutte assettate. Non sanno cosa fare, appena uno sa su, se piglia iniziativa, tutta assecutano a chiedo. Chi non sa che non bagno, ma che sto dello che arriva, giustamente. Poi ti chiamano il volo e c'è una specie di, una cosa che mi fa impazzire, che c'è un pulmino che dall'aereo stazione ti porta all'aereo. Sono 50 metri, sono. Un tappo fare, a pigliare un polmino, che ha fatto un giro largo a fare. Che la gente si confonde. Una volta una signora anziana meschina, era forse la prima volta che pigliava l'aereo, che non all'aereo, anzi è salita sul pulmino che lo portava all'aereo, mi sa così, mi tagliò. Dice, ma non si volava. Io ci fisicamente non ne siamo. Che queste cose così. Poi la cosa che mi fa impazzire è che stai sull'aereo, ti sei sistemato, ti stai rilassando perché l'aereo o può pigliare 100 voto giorno, ma sempre toscanti, Basta che decolla, che tu, che siamo avote, che sempre. Appena tu sei messo lì, ti trovi, ti stai rilassando ed ecco che ci sono le hostess che fanno il loro dovere. Ti dicono sulle uscite e tu subito toscante. Well, exit fine, just aereo Palermo-Catania, chi si parla in inglese? Well, gone for boy. Una volta veniva a Lampedusa, eravamo 7 nell'aereo. Well, questo sì, ma chi c'è qualcuno in inglese che sopra? Well, exit fine, just mark, exit, well. Già ti dicono come muovere. Gone for just. Ma che mi dicono sulle uscite? Chi fa se queremo? Mietto! Se no! No! Dice, ci sono i salvagenti! Ah, meno male! I salvagenti! Meno male! Perché mi fai stammare a maccare? E se queremo una montagna mi faccio scogli! Una cosa che non voglio sapere qui stasera, insieme con voi, voglio sapere a che servono le cinture di sicurezza. Cioè, guai se non ti metti le cinture! Tu sei bello accettato, passa l'ossa, allacciare la cintura. Ma che sapete, non c'è bisogno di fare così. Cioè, se si deve mettere la cintura, va bene. Cioè, ma che serve? Come a che serve? Ma che tina, a che serve? Non sa che serve la cintura. Dice, no, può mettere chiccare e muore senza cintura. No, mettete la cintura che invece muore contento, dice mica morevo, ma mi sa la cintura, cioè non è che dice no, non c'è bisogno, non va a ciccare niente. Una volta in volo c'è sempre un comandante che sta a parlare. Bim bom, è il comandante che vi parla, bim bom, è il comandante che vi parla. Ma guida, mi ci parlare, guida! Non si può parlare a chi di l'autobus, sotto ti metto a fare l'escurso con tutto il dubbio delle cose che c'era davanti, gioco. Che poi ti dice il comandante? È il comandante che vi parla, stiamo volando a 20.000 piedi. Bella notizia, Camerone, C'è la temperatura fuori è di 20 gradi sotto lo zero. Ah, fa bene a dirlo che usa un anno esce, giustamente ci metto tuo cappotto perché c'è freddo. Che me ne fotte che una volta, vi giuro, l'ho sentito con le mie orecchie. Cioè, è il comandante che vi parla, in caso di emergenza, rompere il finestrino. E ne votammo tutte, picciotte, mi raccomando. E ne votammo tutte verso il finestrino. Che fai una volta con zombi? Ti peghi l'ultima ciatata? Che fai? Ne esce la testa fuori, che fai? Ti dai due bracci, ma braccio a salvo. Ne esce la testa fuori, levatevi che stiamo carendo! Chi non ne vuole? Qualcuno... La cosa impressionante dell'aereo è che veramente mi fa impazzire è il bagno dell'aereo. Una cosuzza scitta, nica, che tu proprio... Che io ci vado raramente, Lo faccio per rispetto nei confronti di chi quel giorno ha deciso di non partire. Chi deve restare in terra.
Perché mi chiedo sempre, ma non finisce tutto questo? No, poniamoci il problema, perché una nave, siamo a largo, o mare si mangia tutto e noi arriva ce lo dimentichiamo. L'oceano sa fa pece, ma nell'aereo, boh, ci sono i contenitori, ma certo è che certe volte giornate di sole e sbrezzia. Ma come? No, tu devi entrare. Vuoi entrare nel bagno dell'aereo, apri la porta, una cosuzza scitta e c'è la sera giusto. E infilo il piede, poi un braccio a tipo cappotto, no? Poi infilo l'altro braccio e che... c'è sivo. No, io devo pisciare però. Allora, ti tocca uscire di nuovo, vai di petto, ecco qua, e ti vuoi lavare le mani. E trovi una specie di inaleddo con un beccuccio e un pulsante, che se lo pigi esce l'acqua, levi il dito e l'acqua ne esce. Metto ito, l'acqua ne esce, levo ito. Come cazzo fa a lavare le mani? Come fai?